te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Resterà chiusa per 2 notti sulla 23 Udine-Tarvisio, oggi e domani, dalle 20 alle 6, l'uscita della stazione di Pontebba per chi viene dal confine austriaco. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. In alternativa si consiglia l'uscita a Tarvisio Nord, solo per i veicoli leggeri, o a Carnia. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i notiziari radio e attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Informoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrada al numero 840 04 21 21. Il presidente dei COSPA interprovinciali di Pordenone e Treviso, Franco Paoletti, assieme ad un gruppo di colleghi, attua un presidio davanti al Tribunale di Pordenone con mezzi agricoli e alcune botti spargi liquami per protesta contro il mancato dissequestro da parte del Tribunale dei conti correnti e dei crediti presso i clienti della Coop Nord-Est e dello stesso Paoletti, a cui la Procura aveva dato parere favorevole. Sono Veneto e Friuli Venezia Giulia le regioni che riciclano di più, ma dietro al nord-est cresce il centro-sud, mentre le metropoli solo Milano arriva al 50% di differenziata. Questi i principali dati del rapporto di Lega Ambiente sui comuni ricicloni presentati oggi a Roma. In totale sono 1328 i comuni italiani che hanno superato la soglia del 65% di differenziata. Ad avere di più è il Veneto, dove i comuni che riciclano sono il 67%, seguito dal Friuli Venezia Giulia con il 50%. Un nuovo guasto al sistema di distanziamento dei treni ha causato ritardi e cancellazioni stamani lungo la linea ferroviaria per Trieste tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. L'inconveniente si è verificato alle 6:20 e i tecnici hanno ripristinato la linea da e per Trieste alle 9:10. 3 frecce hanno subito ritardi fino a 100 minuti, 2 intercity hanno accumulato ritardi di 35 e 80 minuti, 18 treni regionali hanno ritardi tra 20 e 100 minuti e altri 3 sono stati cancellati. La notte bianca a Udine come punto di svolta per il rilancio del centro storico cittadino dopo il periodo di magra e il dilemma posto dagli esercenti in vista del grande appuntamento in programma venerdì 11 luglio nel capoluogo friulano. La presentazione in anteprima della nuova rosa dell'Udinese Calcio, eventi musicali in collaborazione con Radio DJ, l'apertura notturna di musei e biblioteche, danze latine e Zumba in piazza. Questi alcuni degli ingredienti dell'edizione 2014 della Notte Bianca. Il cartellone è stato presentato dall'assessore comunale alle attività economiche e turistiche Alessandro Venanzi e dall'assessore comunale alla cultura Federico Pirone. Massimo impegno quest'anno da parte del comune di Udine, hanno detto, per rafforzare le sinergie e coinvolgere i principali partner e le istituzioni del territorio. IP a Tarvisio.
La presenza del raduno è stata scoperta ieri dal Corpo Forestale di Tarvisio, recatosi sul posto insieme con la polizia di frontiera. Gli agenti hanno invitato i partecipanti a spostare il campo in una zona lontana dal fiume per evitare problemi di sicurezza legati alle forti piogge previste in questi giorni. La presenza è stata inoltre segnalata anche al comune di Tarvisio per la valutazione dei problemi di natura igienico-sanitaria che si potrebbero verificarsi in un campeggio non autorizzato e improvvisato in una zona non attrezzata. Valutata la situazione, il sindaco Renato Cantoni ha ritenuto opportuno firmare un'ordinanza urgente di sgombero immediato che ha consegnato questa mattina ai campeggiatori insieme con le forze dell'ordine. Vecchie caserme cambiano volto in Friuli Venezia Giulia, spuntano un parco fotovoltaico ad esempio a Spilimbergo, una pizzeria in Carnia, un frantoio a Fogliano Re di Puglia, un nuovo carcere a San Vito al Tagliamento. Sono alcuni rari esempi di riutilizzo delle aree militari dismesse nella regione in percentuale più interessata di servitù e beni militari in Italia. Caserme, poligoni, polveriere, bunker, aree addestrative, eccetera, e ricoprono l'1,67% della superficie della regione. La sezione di Lega Ambiente ha voluto accendere i riflettori sulla necessità di gestire questo patrimonio, in gran parte abbandonato, e con il progetto Fortezza FVG. Ha documentato poche storie di riconversione attraverso 12 video interviste girate tra aprile e maggio di quest'anno. La questione non è solo friulana, va detto. Il Ministero della Difesa ha individuato 1830 beni militari in esubero nel nostro paese, di cui 446 sono già stati dismessi e 1384 sono in via di dismissione. È la conseguenza della fine della leva obbligatoria, ai noi, degli stravolgimenti geopolitici post guerra fredda e della spending review, visto che il solo mantenimento degli immobili costa tra i 400 e i 500 mila euro l'anno. Dei 3.500 beni ancora di proprietà della difesa, l'obiettivo è conservare solo le strutture strategiche, con un calo evidente soprattutto nel nord-est. La scorsa settimana sono stati presentati i dati dell'Agenzia regionale relativi all'occupazione in provincia di Udine. Cosa è emerso? È emerso che purtroppo i dati sono ancora molto negativi. La crisi attanaglia ancora la nostra provincia e si perdono ancora posti di lavoro. Si perdono per la prima volta nel 2013 anche occupazione femminile. A differenza di tutte le precedenti crisi, durante questa le donne avevano mantenuto il posto di lavoro per motivi diversi, sia perché le donne sono occupate soprattutto nel terziario, sia perché i lavori e i posti di lavoro delle donne con stipendi più bassi e i contratti sono flessibili, sono diciamo meno sicuri e pertanto favoriti nelle assunzioni anche di breve tempo. Le donne poi sono molto adattabili, per cui diciamo avevamo avuto una situazione nuova della tenuta dell'occupazione femminile. Invece lo scorso anno purtroppo abbiamo una crisi di cali di occupazione femminile di oltre il 10%. Adesso abbiamo questi dati che gli occupati in regione sono 288.000 uomini contro 220.000 donne. Gli uomini sono occupati soprattutto nell'industria, quasi 140.000, e altri 130.000 nei servizi, mentre l'occupazione femminile nelle industrie raggiunge solo una cifra di 34.000 occupate e 141.000 nei servizi. Il calo di lavoro nei servizi ha come conseguenza l'aumento della disoccupazione femminile. Un altro dato interessante è che l'unico settore dove l'occupazione cresce, l'occupazione femminile in provincia di Udine, è l'agricoltura. Pertanto c'è un ritorno a questo lavoro, ad esempio la vinicoltura, che è curata da tantissime donne, ha creato una nicchia con una crescita dei posti di lavoro in piena crisi. Caso Daily, quali le principali novità? La settimana scorsa è stato sottoscritto un accordo di cassa integrazione straordinaria che proroga il provvedimento fino a maggio del 2015 per tutto il personale attualmente in forza. Quanti lavoratori sono coinvolti in regione? In regione siamo sui 200 più o meno lavoratrici e lavoratori. I negozi sono chiusi,
A parte una piccola parte che già è stata oggetto di affitto ramo d'azienda a dicembre scorso, che adesso riaprirà di qui a dicembre, i rimanenti negozi sono chiusi e per loro, ahimè, crediamo ci siano poche prospettive di continuità. Questo è uno dei tanti casi che riguarda il vostro settore che versa in un particolare disagio, però ce ne sono tanti, abbiamo recentemente parlato di Bernardi, avete ricevuto dei feedback dalla Regione? La Regione si è interessata già il giorno dopo al nostro appello, ci ha contattato e si sta muovendo. Speriamo che anche con l'aiuto appunto delle istituzioni si possa sbloccare quanto prima. Sicuramente il periodo feriale non aiuta luglio-agosto, quindi io mi auguro che il Ministero comunque si continui a lavorare. La situazione di Bernardi ha più ombre che luci, soprattutto per la tensione che si respira tra i lavoratori in questo momento. Sì, la tensione ai lavoratori è legittimata dal fatto che da un anno non prendono un euro dalla cassa integrazione. Venerdì abbiamo un incontro col commissario a Padova per cercare di capire quale sia la prospettiva e il piano liquidatorio, che dovrà essere comunque avvallato dal Ministero. Lei che segue soprattutto la provincia di Udine, il settore in che situazione versa? In una situazione gravissima, il commercio, soprattutto i piccoli esercizi, sono in difficoltà per la contrazione dei consumi. Spaventa inoltre il fatto che le risorse per la cassa integrazione in deroga non ci siano poche e non siano sufficienti. Mercoledì 9 luglio siamo a Manzano, mercato comunale, come potete vedere le bancarelle sono schierate nelle loro disposizioni tecnico-tattiche, sta di fatto che insomma la situazione è questa, posso o non posso, andiamo a sentire un po' l'opinione dei commercianti e della gente in merito a come sta andando l'andamento del mercato stesso. Dunque, Vox Populi. Senta, posso o non posso? Domanda chiara e trasparente, funziona ancora il mercato oppure la gente comincia a avere difficoltà? Guarda, il mercato soffre un po' la crisi, però insomma qualcosina ancora funziona, la gente vedo che è interessata, soprattutto quelle famiglie che magari un po' più in difficoltà le cerca comunque l'affare al mercato, che proposte buone ce ne sono sempre. Comunque alla fine insomma i clienti si trovano ancora? Sì. A mio avviso sì, si trova ancora, vedo che l'affluenza c'è, dopo varia sempre il mese come all'inizio del mese, a fine del mese si vede la differenza, però comunque interessamento c'è insomma. Sì. Senti, va o non va? Cosa il mercato? La gente si lamenta che non ci sono più soldi, via dicendo. Sì. La realtà qual è? La realtà è che insomma ci sono pochi soldi in giro. Ma senta, questi 80 euro di Renzi poi li spendono o no? No, noi non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti. Signore qua? Se dice signore? Le signore dice Che dice? che poteva calare, calare le tasse a Deutsch, che il dinero, e allora Deutsch, che il dinero lì le vengono a comprare, e invece per i 4 lì, chi altri non hanno? Gli 80 euro ai pensionati che loro li spendono. E vei 600 di pensione che mi dici lui Però loro che... i pesi non si urcaling, No, loro bes, anzi aumenteranno ogni volta. Chiaro. Ecco, ne vergogna, perché con chi scado che so, io mi vergognerei se io si là. Senta, onestamente come sta andando? Va benissimo, sì. Si tira avanti senza problemi, no? Solo mercoledì però. Certo, Ecco. altri giorni nada. Nada. Nada di nada. Senta, ma dica la verità, è contenta che il Brasile ne ha prese 7? Non sono brasiliana, sono Però è fine. però è contenta, dica la verità. Sono contenta perché I tedeschi spendono. No, perché devi contentare, perché sennò guai. La vita dura. Lei che è un foresto di origine, qua funziona ancora il mercato? Ho disfunzioni erettili, sarà un mal da madrax. Un mal dei madrax se funziona erettili, dai. Sta andando? Bene, bene, tu sta bene. Vabbè, senta un po'. Va bene, bene. Funziona tutto? Funziona tutto. Tutto bene? Tutto bene. Tutto bene. Come si dice dalle tue parti? Tutto bene? Tutto questo. Per Forlano. Allora si può andare in avanti, insomma. Sì, sempre. Come la gente che si lamenta. No, non mente niente, amico, sai. Tutti posti. Basta saluti, se c'è saluti c'è tutto. Per chi suona la campana a Manzano? Purtroppo adesso suona perché è mezzogiorno, adesso, no? Ed è un piacere sentire le campane di Manzano finalmente. È una gioia, una festa, chiaramente. Mandi, cosa posso dire di più? Siamo in piazza, abbiamo la pausa
pranzo, esatto. La cosa va avanti, insomma. Com'è? Si va avanti lo stesso. Manzano parlano male, c'è la crisi, si sente la crisi, però non tutto è crisi. C'è ancora qualcosa che funziona, la gente è brava, funziona, va avanti e quella che ha il buon vivere, il gusto di vivere è sempre ben accetta negli ambienti, in compagnia e quant'altro. Siamo friulani comunque, questo è lo spirito. Come sta andando? Sì, la situazione non è che sia rosea. Oltretutto vedo che la clientela stanno decisamente ripiegando su articoli cinesi e compagnia bella, quindi la vedo un po' più dura per noi, sempre più dura. Anche se fate sforzi, però alla fine... Alla fine i risultati sono quelli, cioè a livello economico così proprio non si realizza niente. Dunque cosa si potrà fare? Non so, teniamo gli eventi e speriamo nei nostri governanti, ma la cosa è molto 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 aleatoria, quindi staremo a vedere. Che son che me, che pensi me. A Milano dicono che pensi me, ma qua si può ancora applicare questo concetto? Certo, voi mi ci mettete il lavoro, io mi mangio il pane, chiaro? Dunque è positivo, dai. Bene, bene, si lavora adesso, è ora di lavorare. Bene. Come si dice, la positività è il sale della vita. No? Bravo. Bene. Manzano un bel mercatino, dai. Antira anche mo. Previsioni del tempo. Al mattino cielo coperto con probabili piogge diffuse, anche temporalesche, da abbondanti a localmente intense, specie su pianura e costa. Sui monti potrà temporaneamente nevicare fino ai 2000 metri circa. Soffierà vento da nord o nord-est moderato in pianura, bora sostenuta sulla costa e farà fresco. Dal pomeriggio miglioramento con attenuazione di piogge, vento e qualche schiarita. Te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata, fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di €30, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere.